Vedi? Allora. Lo vedi. Gian Siamo in e live? anche Marco. Sì, siamo in live. Allora, io direi, Gianmarco. prima di premere start, Gianmarco. dato che siamo riusciti per fortuna a vedercela pulita, quest'ultima, non mi sono acchiappato Neanche manco uno spoiler, neanche io. Sono tutti incazzati, Gianmarco. Tutti sangue off. incazzati. Io direi, incazzati. giusto per vedere poi alla fine se uno di due ci prende, pronostico. Ti faccio il mio. Vai. Vincono, te lo faccio schematico in questo modo qua. Vittoria dei buoni. Patriota muore, quindi né Ok. intrappolamento né togliere i poteri. Patriota muore. I buoni vincono, ma un'altra perdita importante, più però secondo me, data anche appunto la rabbia, ho visto appunto questa rabbia generale, anche se in parte poi non l'ho vista, tipo a Fabio è piaciuto. E Fabio si è letto anche il fumetto, però ha detto io l'ho apprezzato, quindi sa da capire. Però ti dico, un'altra perdita per i buoni, però secondo me finale troppo tarallucci e vino, secondo me. Edulcorato. Bravo, bravo. Okay. Un po' troppo, secondo me, non quanto poteva fare, ma comunque meno peggio della stagione in generale, che ha dato un po' poco. Il tuo? Allora, io ho visto qualche anteprima di qualche video da YouTube. Ok. Sono riuscito a non beccare spoiler, però dai mood, dalle cose che ho visto, io ho la netta sensazione che Patriota non muoia. Mm, Io ho questa sensazione ok, qua. quindi già abbiamo preso due route diverse. Ho sta sensazione che non lo fanno morire. Però vittoria buoni o cattivi? Da poi è sempre da vedere sotto vari punti di vista. Però Vittoria da. Facciamo un'altra stagione portando forse qualcosina dal prequel per un nuovo cattivo. Qua l'arco di Patriota no, dovrebbe questo qua The finire. Boys proprio con questi Mo finisce qua, dovrebbe finire. Però le vie del marketing sono infinite. mancano altri personaggi, non saranno più questi. Io dico, togliamoci questo pensiero. Comunque è stata una bella opera nel complesso. Tony Stark, grande scoperta per me come attore. E comunque pure in questa stagione che è stata inferiore sotto alcuni punti di vista alle altre e migliore delle altre sotto altri punti di vista. Però che piaccia oppure no è la fine. È la fine del viaggio. Quindi che ci piaccia oppure no ce l'hanno pigliato così come vai. Finirà con dignità? Scopriamolo, Gianmarco. Tanto ormai siamo alle In suo onore, anche se non c'è stasera perché è fuori dall'Italia per lavoro e quant'altro, in omaggio al dottor Mercury facciamo il conto alla rovescia. Perdonami, ultima postilla, questo perché l'ho letto dalle notizie ufficiali. Momento. Dicevo, piccola postilla, già questa cosa qua non mi è piaciuta per niente. Conferma, dopo la penultima puntata che abbiamo visto, l'arco di Soldatino è finito così. Punto. Non esce nell'ultima puntata. Non esce proprio. Ah, questo è un po' uno spoiler Soldatino anche brutto. Sì, no, è stato proprio confermato dopo la puntata. Ha detto ragazzi, Soldatino ha Ciao finito qua. ragazzi, ho finito, arrivederci. Proprio il regista l'ha detto subito dopo la puntata, quindi era già stato serviva ufficializzato. una chiusura pure di collegamento più al Soldatino è prequel e stato mal quant'altro. cagato, buttato in mezzo di nuovo per poi pisciargli in mano alla fine così. No, non si tratta così, Soldier Boy. Però ci avrà la sua serie. Allora, conto Posso alla rovescia. permettermi Vadi, per lui, vadi. per il dottor Mercury. Lo Dottor faccio. Mercury, dico 3. Poi forse dico anche 2. E perché no? Anche 1. Via. Devo controllare un paio di cose io. No, ok, siamo in live. Il chatterino che è un po' cretinetto. Diciamo che tu lo senti? Io sì. Giustamente riepilogo. No. Tu non puoi entrare in acqua.
Fratello, se n'è andato. Mo a te chi ti mantiene? Domanda. Mo c'ha pure, dovrebbe avere pure i poteri potenziati. Sì, Il doggo è morto, sai, così. morto. È morto, se non No. mi sbaglio, l'ultimo giorno delle riprese, quando aveva finito. Ha messo il posto della padrona proprio del doggo in sé per sé. Anche lui è resistito fino alla fine delle riprese. Ecco, e poi infatti, se ti ricordi, mi pare era uscito alla fine della puntata per terrore una volta, Mm. forse in una. Ah sì, è vero. Lo leggevo io così. Ah, è vero, le riprese di loro che si sedevano sul cesso. Vabbè, ci Vabbè. sta. Già sta in modalità assetto tattico. Eccola. Ha funzionato. Sì. Mo c'è il super boost così. Eh, certo. Sì, certo, certo. Sì, c'è il grande evento. Patriota farà Oh, il reboot ma dell'universo. tu ci sei Tu ci ancora? sei? Ok. Ma assurdo, tu dovevi fermare, tu ti ricordi la trama che c'era una volta? Nipote di Nomura. Ah, easy. Un piccolo battibecco, due chiacchiere, 48 cazzotti. No, no. Non è vero e lo Sei sai. un menzognero. Diana, ti prego, non regredire come personaggio di nuovo e torniamo al punto di partenza perché mi incazzo. Niente, ne vai a fanculo, dice il saggio. L'ha chiamato papà, tra l'altro. Ok, però l'ha mandato a fanculo. Donna santissima.
Detto sbagliato, infatti. Lui è l'altissimo, la pace suprema, Sì, sì. Gianmarco. Poi si allontana e ti fa scoppiare la casa. Assurdo, un'apparizione di altri personaggi che dovevano servire a qualcosa. Ah, ma si è ricordato pure esso, lo zii. C'è anche le... Si è Ci sono cambiato pure il colore tutti. di capelli. Va bene, ok, va bene, va bene. Però, un cinese maschio non l'hanno papata, hanno No, messo solo la no. penna. Fare mai il Canada, mai. Red Bull li ammazza tutti. Sì. C'è un po' di tutto. Infatti l'attrice gli hanno chiesto di tornare e ha detto no, 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 grazie. Sto bene, per il finale la potevano far tornare così, a cazzo. Che non c'ha manco Parsarina si più. poteva sempre fare, però Infatti lo vabbè. Jack non c'ha manco più i poteri. Perché ha preso l'esplosione di soldatino. Era stata purificata. Quindi non serviva a niente. Deve apparire e salvare qualcuno in veste umana senza potere per far capire. C'hai o non c'hai poteri se Decido. vuoi. A questo punto devi chiudere la serie dopo 5 stagioni, l'hai fatta vedere pure nel montaggio all'inizio. No, però ragazzi, A sto questo bene. punto non la mettere proprio se proprio la vuoi escludere. Però, visto che è l'ultima puntata, bisognerebbe far vedere un pochettino tutti, ecco, mettiamola così. Sia con scene passate che con una piccola comparsata. A posto, lui c'è, Wesker c'è. Vi prego, fatelo. Allora, Marie, tu devi andare là, punti le mani, però invece no, mi hanno cacciato di nuovo. Allora, Casa Grande. Bianca. Ah, perché giustamente lui urlando le faceva esplodere E queste c'è cose. lei giustamente ha bisogno di materiale bellico. Effettivamente, se vi piace tanto a tutti e due questi giochi, siete andati bene. Popolo, la popolazione, gli esseri umani sono nel contesto una wrangata di pecore di cui è facile approfittarsi, però se tiri troppo la corda, Si è già si è anche aspettata. è normale che se ne rendano conto. Parla. L'hai fatta dispiacere un sacco, ma non ti parlo più.
Cioè, te magari se non ti avvicini proprio. Ah, bene. Ma no, quello ti giuro, ti stavo pensando 2 secondi fa, ho detto questo è l'orario in cui appare, fammi tenere d'occhio la chat e si è apparso. Quello tra l'altro sei tornato indietro nel No, ma è tempo morto un un po' di ormai sono passati un po' di po' anni, penso. passato un bel po' di anni. Cioè le notizie un pochettino E indifferite. Allah ti benedica. Ma è diventato anche islamico. Va bene, Va bene. buonasera quello. Anche a te. Tutto bien? Sì, perché si vuole far ammazzare, secondo te? Deve mettere alla Ah, prova Gianmarco. Ok, tu sei e lo zio, mo non è morta? più intelligente. Forse l'ha fatto di proposito. Allora, il piano ha funzionato. Ho capito, ma mo? Sore, Se lei adesso non è più intelligente, può disattivare Patriota. eh sì. No, tu sei sempre nei nostri pensieri. È stata disabilitata. Ha perso i poteri. Sei più contenta? Per lei sì, era una maledizione. L'ha liberata. Se pensi troppo, se sai troppo, è solo un problema. Eh, ragazzi, così chi non ha i poteri morirà. Troppe radiazioni. Ha avuto il super booster. Sì. Ragazzi, allora, Esattamente. se dobbiamo morire, moriamo con stile, con una grande azione. Perdonate, state salvando il mondo. Ah, tu sappi che la copertina della puntata, che Mm, però non abbiamo visto ovviamente, che noi abbiamo questa qui nostra standard, è la stessa dell'ultimo numero del fumetto. mm, Butcher che entra nel prato della Casa Bianca con la sua crowbar, quindi in ok. italiano piede di porco in mano, con Patriota che vola davanti a lui. Ed è la stessa copertina. Noi quel momento lo diamo per scontato, è l'ultima È il puntata. momento del push. Io voglio l'1v1. No, è Pretendo quello per l'1v1. forza, Gianmarco. O 2v1. Vaffanculo a te e a tua Io vado madre. là e a Patriota lo rompo sano sano Sì. e gli rompo il culo. Penso che abbia detto questo. Dovrebbe essere un ottimo Ci sta. piano. E tanto ha fatto il suo così. Mi dispiace che si sia chiuso. Lo zio sta fingendo. No, oggi lei è felice e libera perché Non so perché mi avere ha dato troppi un'impressione pensieri, credimi, è strana. una maledizione. Sì. Ok, quindi ha finito. Vabbè. Sì, quello. È l'ultima. Finale. La fine di tutto. Speriamo per quanto possibile di godere anche noi che sia una puntata un pochettino fatta a modo, anche se vedo, ho visto su internet tutti molto incazzati, tanto incazzati. E io li ucciderò.
non è per i No, ricchi, pazienza, lui non conosce. non si può. No, è proprio l'ultima della serie The Boys, non nel mondo di The Boys, è l'ultima di questa serie. La serie principale. Esatto, quella che ha dato vita a tutto. Ed era anche ora. Poi il brand non verrà No, abbandonato. il cazzo che avete Abbiamo la cagato. mucca che ci dà tanto latte, che fai? La mettiamo in garage, ferma? Ma assolutamente no. Il più forte. The King. Aspetta, un brother. Si sta andando a parlare con quello. No, a quello mo è morto. No, così. Non c'è più. Non c'è più. Se n'è andato. No. Gli ha parlato del problema quello là. Cioè, ma patriota è per fare le cose in ordine. Le persone vanno al posto giusto. Ha lanciato nello spazio l'uomo più ricco del mondo. Perché era un astronauta. L'ha detto. Facile. Vabbè. No, però no, yeah. A-Train te l'aveva detto. Quello ha sbloccato un bonus per aver visto 50 live di fila. E noi le stiamo Complimenti. facendo randomiche, quindi quello passa tutte le sere quando Salda ci Vinci siamo. fa cagare, poi ti picchio No, quello, no, no. O non piace del genere, ma il significato è bello della canzone ed è una bella canzone. Per tutti i sessi. È per tutti. Bravo. A posto. Tutto tranquillo. Fai impiccare. No. No, non facciamo. Va bene. Pensavo si fosse bloccato, porca Quello la miseria. punizione, ban di 72 ore, domani facciamo la live di 72 ore. No, domani non facciamo la 72 ore, Aspeggio. ma stranamente, ecco, mentre c'è la pubblicità, domani si diverte. quello domani sera. Aspetta, No, non c'è. aspetta, controllo che non vorrei fare figura di merda su quando si sblocca. Aspetta. Sì, 22 maggio, quindi che è domani. A che ora però? Tra circa 20 ore. Quindi domani nel primo pomeriggio. No, 20 ore d'oggi e domani sera da passare guadagnando i giorni interi. Se mo sono le 22, domani sera alle 8. Ok, tanto la live la iniziamo per le 10. Domani sera alle 8. Domani portiamo al day one ovazione. Sperando che vada tutto Speriamo che vada tutto bene, faremo tutto in diretta, quindi ci sarà da ridere. Lego Batman, l'eredità del Cavaliere Oscuro. In coop. In coop. Allora, io sono Deadpool. Non c'è in questo gioco no. qua Deadpool. No. Io sono Hulks. No. Posso farne uno? Certo. Io sono Wolverine. Che sta ai livelli di Arkham, assolutamente tutta sì. la storia di Batman. Assolutamente. Ed è, guarda, mettiamola così, una bella enciclopedia interattiva su tutto il mondo di Batman. C'è di tutto qui dentro. Allora, a livello di ottimizzazione sembra che vada non così come ci ha detto il nostro amico. Voglio restare fiducioso che dalle notizie che sono arrivate da chi già ci sta giocando, perché chi aveva la premium l'ha giocato già da ieri o l'altro ieri. Vediamo anche con le impostazioni minime come va, ma io penso che domani uscirà una bella patch col day one e sarà tutto tranquillo. Noi per le 22, comunque quando arriva Gianmarco, vedo di iniziare pure un pochettino la live, ci mettiamo qua, vediamo tra configurare i due pad, far avviare il gioco, farlo andare bene in live, quanto riusciremo a giocare? Iniziamo a risolvere questo problema qua, anche perché vorremmo io e Gianmarco portarlo
nei prossimi giorni, completarcelo Assolutamente. tutto, Oh, con quindi un po' piacere. alla volta abbiamo un titolo bello da portare in live. E dobbiamo trovare tutti i mattoncini. Ci mettiamo con calma e vediamo di prenderci tutto. Mo domani sera lo proviamo. Domani non riesco a stare tanto. Quando Quello riesci, non ti poi... preoccupare, tanto se passi entri e puoi vedere, se no te le puoi recuperare sul canale YouTube se vuoi. Esattamente. E poi le altre sere quando siamo in live, lo sai, potete passare tranquillamente. E settimana prossima c'è il link con la recensione tramite la piattaforma di Enterloading, perché questo è il titolo che abbiamo fornito questo mese. Quindi tra una settimana vi mando il link, fatelo girare e leggetelo pure voi. Quindi ci vediamo un pochettino la recensione. Ci proviamo il gioco in live, vediamo sto gioco quanto è bello da 1 a 10 e gli diamo un voto a modo nostro. Ora il periodo della pubblicità è finito, torniamo Andiamo. a The Boys. Eccola. Fatto tipo Eccola. pubblicità del Super Bowl. Sì, andiamo ad assaltare la Casa Bianca mentre Patriota vuole fare il reboot della religione, dell'universo e di tutto quello conosciuto. Questi saremo io, te, il dottor Mercury e altri il giorno in cui Kevin Feige annuncerà il reboot dell'MCU. Mentre parla lo andiamo a scommare di sangue. Allora, è inutile sgommare di sangue, però addirittura sentiamo prima Però dà quello che deve soddisfazione, dire. lo zio. No, magari il reboot mette a posto l'MCU in maniera definitiva, che ne Ricordati che lui ha sappiamo. dato l'ok a Shulk. Però adesso è cambiato il Ma l'ha CEO, stanno fatto. cambiando tante cose, Ma quindi lui è stendiamo, sempre lì. diamogli una Ha possibilità. detto sì. Diamogli una possibilità. Ecco qua, Ehi, è il momento della verità. sta per partire. Salve. Adesso comando io. Punto. Eh, ok, era un nuovo suono. Ok. Ah, e giustamente in tempo reale Yeah. eliminano pure da sopra chi non Sì. sta seguendo la cosa e tutto. Ok. I famosi tunnel delle sveltine sotto la Casa Bianca, Marilyn Già Monroe. è scattato il primo Sì. sensore, quindi il piano già sta andando proprio. Devo risettarlo di nuovo il white spot. Non sto manco pagando più la versione premium. Ecco, patriota, no. Giustamente sono una divinità 2.0. Tu mi evochi dal sito, io faccio le cose. Mm. Oh oh, Eccola. fottuti. Ah, il coso che hanno usato anche in GMV. Oh no, oh no. Di trappolone. Tu se ti vuoi ribellare devi farlo adesso. Sì. Ecco.
Fai la finta presidentessa, vicepresidentessa buona. Porca la miseria, fai qualcosa almeno alla fine. Lei ha sempre dato una mano in Sì. diretta, però si caga sotto. Dai, Però dai, anche nei dai. momenti più importanti, chi si caga sotto può dare una mano. Vai, cazzo, vai, Ashley. Vai. Basta la persona giusta nel momento giusto. Anche se pensi ai cazzi dei suoi, mettiamola così. Basta per un momento non pensare soltanto ai cazzi propri. Sia strano. Vai, quellone, non ti Non ti preoccupare. preoccupare, bello, Buon buonanotte. riposo. Ehi, Mamma che un altro po' è finita. Dai, dai, ci siamo quasi. Siamo a metà maggio. Buonanotte anche a voi, Os. buonanotte, bello. Ashley, ti prego, salvati. Hai fatto... Forse sei stata uno dei personaggi migliori nella serie. Hai fatto un arco narrativo completo. Non è vero? Quello parla il calendario. Siamo al 21 maggio, sta per finire. Qualunque cosa collegata a scuola e i suoi derivati sta pian piano andando verso la propria fine. È Ah! a piangere in un angolo. Ho un po' di mare negli occhi. Sì. No, no, finirà tutto tranne gli esami di recupero. Quello. E allora, Anche quelli l'anno finiscono. prossimo impegnati un minimo di più per non ricadere negli esami di recupero. Così quando arriva l'estate per te arriva prima. Ah, finalmente. Mo vai a riposare, che così finisce ancora prima. Buonanotte. Buonanotte. Lui è un problema. È arrivato il momento. A lui basta che di base lo prendi da dietro. Eh, Eccolo. tu fai lui. A posto. Non perdete tempo, Però lui però. lavorava in un negozio comunque di elettronica e cose varie, quindi ci può sta. Fatto il tranello. Ok. Ah, vai a mare. Vai a mare. No, e lui se entra è autoeliminato. No, no, e secondo me è quella mo la sua fine, Giamma. Ucciso in acqua. O magari si redime un attimino perché comunque anche lui ha cazzi suoi. Aspetta un Però attimo. deve buscare un po', lo zio Sì, che ha un rotto po' il di cazzo. botte se l'è meritato. No, quello non è troppo facile, fidati. Fidati. No, non hai un cazzo. È arrivata. Salve, fammi un pompino. No, no. Pure contro di lei. No, non ha capito niente allora. Non ha capito. Ah, Francesco. Non ha capito. Bravo. No, non si fa niente così. Però il regalo ha funzionato fin troppo bene, Fottuto, Gianmarco. lo zio. T'ho detto da dietro, non pensavo questo però. Ma lo zio se l'è fottuto male. È morto definitivamente, Gianmarco. Meno uno.
C'ha problemi con sta parola. No. Ecco, è flippato nel momento. Sì, mo so cazzi. Ok, allora, ma appena possibile faccio pure la pausa. Stai perdendo i fedeli. Dark Souls. Ashwan. Entra, Ciro. Oi! Salve, Oi! sono arrivato, Oh! sono qui. Allora, voi andatevene. Vedranno i primi 3 minuti di scontro e che poi voleranno in aria, eccetera, eccetera. Ah, è lo stronzo però. Porca ma tasca! No, Na 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 na. Bro, lui lo dà. Porca. Un po' di corpo a corpo, figa. Ma lui mo è ancora più forte di prima. ok, però se le stanno dando. Attenzione. Vai! No! No! No, Dal ha piede di perso l'arma. Ha porco! perso l'arma. Kimiko, tu ti devi riprendere, tra l'altro. No, e no, e no, signorina Starlight, per Lui piacere. però è forte comunque, Dai, dai. Te lo sei meritato. È No, morto Lozzi è Gianmarco, morto. è mortissimo. No, Lozzi è morto. È mortissimo. Nuota, nuota veloce. Nuota, No, allora sì, sono arrivati usa il subito. super nuoto. Ha visto, ma tu non dovresti avere il No, super nuoto, le super abilità. no, no, Gianmarco. Lui morirà in acqua. Eri un Vai. essere umano ed eri considerato una sorta di divinità. L'unico collegamento tra il mondo degli oceani hai fottuto tutto. Boia, Lozzi. Sì, e mo stanno bacchettando un attimino Eh. allegramente sul suo Ok, cadavere. ritorniamo alle Sì, botte. Chimico, sì. vogliamo fare qualcosa? Che dici? Oh là là. Aia. Appunto, lui è più veloce No, di te. deve caricare il Masambo Stava Sambo. scappando. Stava scappando la fichetta. Sì, perché sa l'effetto. Lui sa benissimo che se viene colpito da quello è finito. Boom. Il fatto purtroppo è che Patriota non sa combattere realmente. Cioè, lui ha i poteri, ma non sa No, combattere. Butcher invece sì. puoi essere la persona più forte del mondo, ma se non ti muovi al meglio è finita. Oh, intervento di Figlio! Ryans. Vai, figlio! Puscia papà! Puscia papà! Mo ti ammazza pure a te, non se ne fotte più un cazzo. Arimoro, ovviamente, non pervenuto. Non interviene. Aspetta, al momento non Vabbè, ciao interviene. Ryan. Vicino al figlio pezzo di merda, no, dai. Ha strappato l'America. Le sacre vesti, Gianmarco. Vai a papà. Vai, brava a papà. Poi in realtà è troppo debole quel laser. Vai, Chimico, fai il Masambo Sambo, mettiti assumi Che pure la cosa voce. fai, scusami? Masambo Sambo. Ma canco sapo. Se non ricordo il Anche lo nome, qua te lo dico giapponese. io. Grazie, grazie. Le resterà sempre la mia enciclopedia su Dragon Ball. Spara questo cazzo No, di si è là. fermato, aspetta. No, il flashback del Vietnam. Aspetta, no. Ha motivazione, così.
attivala. Abbiamo capito noi. Devi sbloccare il tuo potenziale. A posto, ecco. Vabbè, vai, il discorso. No, no, facciamo finire il discorso e nel momento di Ah, vuoi pausa, fa ok, sì, sì, stai facciamo pronto finire il allora. discorso. Ok. Che questo è un attimo, così che carica la camera. La sta caricando, la sta caricando. Fatto. Questo è il momento perfetto. A posto. A fra poco. Piccolo break. Qua nei prossimi 30 millesimi di secondo succederà di tutto. Salve, devo ricordarsi dove ho appoggiato la cuffietta
ne potremmo tornare a vederci Ma che ti hanno fatto carattere, lo zio? la puntata. E sarebbe anche una cosa molto carina e simpatica, visto che mo deve succedere un po' di tutto. Ma l'hai trovata? No, No. sto vedendo tutti i posti dove può essere Nel tuo collocata. orecchio ovviamente non c'è. No, è perché se no si scollegava andando di là e sarebbe stato un casino. Questo allora non so proprio dirti cosa hai fatto, Spot. Aspetta. Sei un grandez. C'era un attimino il giubbino sopra. Ah, c'era Fedez. Allora, Gianmarco, Siamo pronti? io sono pronto. Siamo pronti, vai, vai. Baco? Vai, vai. Ryan sta venendo lanciato come un paravaglio. Vai, è questo, è il tuo momento, Vai, vai. Kimi. Vai, è pure bloccato. Ma lo prendi Vai, anche Butcher. prendilo. Prendilo. Lo zio l'hanno preso tutte e tre, mi sa. Preso. Cioè, mi è sembrato... Allora, c'è un Wow. buco nella stanza ovale, c'è un piccolo buco, c'è un problema. Grosso. Butcher. Butcher. La botta è stata fatta. Riciolla. Adesso. E ora? Come ti senti? Ah! No, non c'è niente. Non puoi fare niente adesso. Sei nudo! Vieni qua! No, Vieni qua! non fai niente. No, non fai Vieni niente. qua! No, niente, E mo? niente. Ti è crollato il mondo addosso. No. Dove vai? Dove vai? Ma tu mo invece ce l'hai ancora o non è che anche tu? Lo zio è forte uguale. Sì, ma Però penso che non ce li abbiano più, lo zio. Penso che sono stati... No, dove No, vai? bro. No, no, aspetta un attimo, aspetta. Non vale un cazzo in confronto a Butcher, bro. Per Butcher è Natale in questo momento. Sta festeggiando. Sì, lo zio. Madonna. È brutale. È giusto. È giusto così. No, che c'è? Ti prego. E cosa c'entra questo? Bastardo. Perdonami. Questo è Dio, ragazzi. Questo è Dio. No, aspetta, aspetta. Questo è proprio Freezer contro Goku, lo zio. Freezer che implora. Oh, se non dire queste cose. Ti stai anche sputtanando a Guarda, livello guarda, globale, guarda, quindi che sei finito. patetico. No, sei finito proprio, ragazzi, andate. Ma questo è... via. Ragazzi, per cortesia. Non è... Wow, lo zio è un incubo. È un incubo, lo zio. No, gli è crollato tutto. Alla fine lui credeva di avere tantissimo il palazzone, c'ho questo, c'ho quello. Ma è bastato un attimo e capisci un cazzo. Cioè, non c'è nessuno a sto punto. Comunque, Anthony Starr e Karl Urban carriato la serie. Sì, GG. Mamma mia. Eccola. A posto. Mamma mia. Piede di porco. Aperto e scoperchiato del tutto. Benissimo, a posto. E fu così che morì Patriota. L'eroe più forte del mondo. È caduto.
Sono forte. Però Kimiko c'ha ancora i poteri. Sono invincibile. Sono immortale. Lo era. Sdrangata. Fino a prima. Vabbè. È finita, bro. Che Tu però ora lezione morirai. abbiamo imparato oggi? Per quanto uno possa credersi forte, possono sempre cadere tutti in un modo o nell'altro. Ragazzi, anche col cervello spappolato. ammirate la scena, ragazzi. Ragazzi, avete salvato il mondo. Guardate, ragazzi. Puro e semplice. È lì. Anzi, avete salvato l'umanità. È lì, lo zio. Lui però, lo zio, ora c'ha solamente il cancro senza più poteri. Quindi a breve morirà. Mi sa. Però ha ucciso Patriota. Però ha ucciso Patriota. Lui morirà soddisfatto. Guardate, ragazzi. È finita. È finita, voglio. Io proporrei di scongelare Soldatino. Se lo merita. Se ne voleva andare. Se ne voleva andare. Onesto. Sì, perché lasciato là dentro mo così. C'ha pure i capelli di Patriota sopra. Souvenir. Souvenir. Papino è morto. Sì. Scoperchiato. Sì, raga. Salve. Fatto un regalo a tutta la nazione. Brava. Ecco. Brava. E ancora una volta te la sei cavata. Te lo meriti, Ashley. Però se poi fai altre cazzate, no, là le Ci ha va. provato, ci ha provato. Direi che si deve festeggiare, zio. No, mo è il momento del festeggiamento. Porca troia, sei stata brava. Ha visto, ha visto. Merci. È finita. Generation V, top. Top aiuto. Top aiuto. Sì, tossire sangue. Per quanto possibile. Ti posso dire, il ragazzo i poteri se li meritava ancora. Poteva fare qualcosa di buono a differenza sì, anche del perché padre. comunque mo al mondo ci sono altri super. Sì. Sì, Ryan, sì. Hai ragione, Ryan. È un uomo di merda, comunque. Giusto. Ha ragione. Ci ha provato almeno, gliel'ho Giusto, detto. no, così vuole prendere la sua strada. Comunque non ti sei comportato bene manco tu, quindi c'ha ragione. Non si sente di darti un'altra possibilità. No, Lozzi, se mi fanno schiattare anche il cane qua. No.
L'hanno, vabbè, gli hanno fatto commemorativo. No, Detto, un altro buono ci avrebbe lasciato. Non esattamente uno dei protagonisti, però ha ce ne sei rimasto ancora di più da solo. fatto tutto l'arco della tua vita fino a che non hai completato il tuo obiettivo finale e si è spento. Beh, Cioè, perché stai prendendo questa cosa? e questo è il virus, se non erro, ovviamente. Lui subito ha Ovviamente. ritrovato il suo posto. Uccidere chi? No, Butcher, yeah. Eliminare tutti i super a sto punto per far tornare il mondo pulito. Buccione non c'è. Avvisa pure gli altri che molto probabilmente c'è un problema bello grosso. Capiscilo? Ma dove lo sta portando? Se andando alla VOT un'altra volta lo vuoi rilasciare nella VOT proprio? Nell'acqua, nelle tubature. Mm. Vedete, che te ne vai No, dura 10 un secondi. po', Dai, no, no, 10 ma secondi di solo un pubblicità, dai. po'. Ma un attimino, 5 secondi, la 4 secondi, puntella, la 2 puntella, secondi, fatto. fanculo. Ecco qua. Eh, attenzione Yui. Allora oggi mi sa che si deve chiudere un'altra storia qua. Sì, Mi sa, Yui, che dovrai fare quello che tanto hai sempre immaginato. questo è il vero scontro Sì. finale. In questa location, Iconico, tra l'altro, sì. non ha tutti i torti. Questo è vero, purtroppo. Però non puoi fare un omicidio di massa così per questo. Però ci Potrebbe... sono anche super che sono davvero Eh, buoni e che possono aiutare l'umanità. No, non è che puoi cancellare una razza così.
No, questo si chiama razzismo. Ciglio. Anche. Sì, The Final Countdown, dai. Cazzottata ci sta mo tra tutte e due. Avrebbe voluto già premerlo. Sì, sì. Ecco. L'ha fatto. Sta sei duro. Vabbè, però ci ha provato, dai. Anzi, hai capito questo che leppe tira? Cioè, Però lui è ancora in piedi, oggi ne ha anche prese se tante. sputando sangue come una fontanella, però Usa la testa pure tu. A testate. no. Lancialo, lancialo lontano. Aia. Aia, questo fa malissimo, Gianmarco. Niente, Anche questo un po' meno. le testate sono Questo un po' proprio di meno. Butcher. Però la pistola sta là. No, Tu vuoi che ti spari, è quello il fatto. sì. Tu vuoi che ti spari. Ecco. Ho avuto un attimo un piccolo ripensamento. Arbitro, sì. L'ha voluto. No, l'hai fatto fuori. Sei stato impegnato per anni a giacere patriota, a giacere patriota, l'hai ucciso. Tuo figlio ti ha abbandonato, il tuo figliastro. Morto il cane. Stavi per fare un genocidio. Però di base sei buono. Purtroppo era giusto così. Era giusto così. Stanno tipo i titoli di coda sugli schermi. Sì. Oggi anche io ti avrei dovuto sparare se tu avessi voluto fare un genocidio. Oggettivo. No, ma chiunque dovrebbe Sì, sì, essere ma con pure in si mano avesse un partito, pulsante sì. per fare un genocidio di Eh, qualunque tipo. Fermo. Fermo. Subito. beh, Posa quella cosa. ti devo abbattere.
stanno già accorto, si era Rapaport, mette braccia, no, no, mette braccia innanzi, proprio così, buttati in avanti. Si sta avvicinando. Questo è proprio bravo qua. No, questo è proprio super spoiler. Però basta un frame. Tutti, cimitero, ne manca uno. No, no, Dove no, sta? no, no, Facciamo 3 più 2. Addirittura. Ah sì, per lui giustamente è tutto ancora più spoiler perché non l'ho ancora visto. questo va bene perché tanto era. Primo spin-off già sta prendendo piede. Le avventure È di troppo Kimiko forte, così. in giro per il È mondo. troppo Già il forte. primo spin-off possibile. A posto. Secondo Ok. spin-off la coppia puoi fare un Creed buddy 3. movie, qualcosa così. È partito, è andato. E noi. Il terzo spin-off di loro che mettono su famiglia Vabbè, qua poi fa poco. c'è. Vai. Ok, sì. Siete d'accordo? Cambiate location. No! Quello se entra mo è finito. Ok, ci sta. Ci sta. Qua va bene, qua va bene. Allora, non è stata del tutto edulcorata come sospettavamo prima. È che semplicemente si riduce a il nemico finale lì, facciamo la rissa, eccetera, eccetera, eccetera. Si poteva fare un po' più lunga, magari la rissa avrei gradito un ulteriore massacro, però. Aspetta, aspetta. Però almeno ci sono, ecco, Ah, tu, anche ok, tu nella gruppo familiare, quindi informazioni si extra sono sugli altri. rimessi Ok. insieme. Ok, la famiglia è riunita e ora c'è anche un altro figlio, quindi. GG, Ryans. E non Ryan. devi più andare in giro ad uccidere persone e quant'altro. Mamma mia, sei fregna. Ah, il doggo l'ha Lei è preso. andata giustamente in Francia e voilà. Calpestami. Dici che fa cacare, dai. No, invece è buono. Allora, Mo ti passa un velocista addosso e esplodi. ricominciamo dal principio. Mm. Ah, è tornato. Ok, l'hanno fatto uscire. Ah? Togliamo Sì. quelle cose da Aspetta, mezzo, aspetta, per piacere. aspetta. Aspetta, aspetta. Porco. Bella Porca promozione. troia, diretto al press. Preferisci fare una vita. Ok, ci sta. Però saluta, dici arrivederci. Che cazzo. Ci Ha sta. rimesso su il Ci sta. negozio. Insieme a lei. È Oh in Quintal. Cristo. Ok. Sì, mi ha dato rompa il cazzo.
The Crocs. E non... Come cazzo fai? Sei sicura che vada Va bene? bene, è la vita da supereroe. Ecco, fatta per bene, che aiuti il prossimo. E anche per Robby. Come la prima fidanzata, però un po' cringe, se posso No, vabbè, dire. Non scelta, sì. hanno preso questa scelta, va bene. O come Robin di Batman, poi diventa Potrebbe. È vero che lei Posso- poi c'ha una pancia antiproiettile, E poi perché non poi va a questo punto da Starlight, ma va così. da Annie. Esattamente. Da un evento brutto, diciamo, poi la vita ti è andata avanti meglio. Ok. Ci sarà una scena post là? Ah beh, le foto dal set. Giustamente ci sono gli attori davanti, Sì. noi vediamo solo quelli, ma è un C'è stato un lavoro bel po' di immenso di gente un qua, poi bel lo po' sì. di persone che lavorano per farci divertire, quindi che devono sempre lavorare ed essere pagati il giusto per tutte le ore di lavoro che fanno. Puntini, puntini, puntini. Allora, allora, Un attimo. qua, Avanti. prego. Allora, aspetta giusto una decina di secondi. È finita comunque. Sei arrivato letteralmente sui titoli di coda. Peppe. Allora, Peppi, Non facciamo una c'è cosa. nessuna scena Ti extra. chiamo fra 5 minuti, facciamo il recap della puntata e poi facciamo il fatto là. No, Vabbè. Gianmarco, non c'è niente. No, no, boh, è giusto Non così. c'è niente. Allora, Ok, Gianmarco, prego. tra l'altro poi ricordiamoci, dobbiamo mandare un messaggio al dottor Mercury che gli ho detto appena la finiamo. Avanti! Dicevamo. Allora, oggi posso partire io? Ruota Allora, libera, vadi. facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Guardiamo, ti guardo in singolo la puntata e poi ti dico anche ovviamente il toto della stagione, poi ovviamente farai, facciamo lo Vadi stesso. come vuole. Allora, la puntata in sé è stata una bella puntata. Globalmente mi è dispiaciuto ovviamente che più che altro ti sei andato a buttare ormai in una situazione che per le puntate rimanenti, quindi una, erano irrecuperabili ormai, a meno che di non una puntata da 2 ore, in quel caso potevi apparare qualcosa in più, ma non si poteva fare, se no erano film. Il mio dispiacere più grande restano i Genbu, ovviamente. Ok, Sono rimasto malissimo ok. perché mi hai fatto vedere 2 stagioni, tra l'altro anche simpatiche, con Pompando anche l'importanza di come fossero quei personaggi, esatto, una protagonista eccetera. femminile interessante che ha cacciato pure le palle poi. Mi hai fatto tutto il coso, anzi mi hai teaserato proprio lo scontro poi a un certo punto con Patriota che si sarebbe trovato ad affrontare quei No, non poteri. c'è assolutamente stato Manco e non ci potrà più non ci essere potrà la più essere. possibilità. C'è lo sfizio almeno di vedere un minimo di fight. Zero. Vabbè, però lasciamo stare questa cosa Ok, qua. I personaggi in generale mi è piaciuto abbastanza più o meno la conclusione di tutti. Ashley ci sta. Alla fine se l'è cavata che è viva, però vabbè, gli ha dato arrestata una da giù. mano a salvare gli Sì, altri, quindi nel momento più ha fatto importante, comunque il però gesto giusto. quello che si fa comunque uno poi, prima o poi davvero ne Esatto. paghi sempre le conseguenze, quindi se l'è cavata in quel momento, però poi l'ha presa È giusto così. Intercooler, a sto punto come È è giusto che giusto. sia. Sì. Abisso, per quanto ti dico, mi sarebbe anche piaciuto se magari sopravviveva e faceva un redemption arc a fare i servizi sociali, una roba del genere, te lo accettavo pure, però Ozzy se l'è cercato. Ha disrispettato il mare troppe volte. Troppe volte. Sì. Troppe. L'ultima è stata troppo grossa ed è stato un peccato per quella sequenza lì, che se ci pensi, ecco, e questa è una delle cose che secondo me hanno pure un attimino sbagliato in sta Mm-hmm. stagione.
Tu vuoi dire altro o avevi finito? Ah no, ti stavo finendo il quadro. Diciamo, gli altri personaggi alla fine, così, vabbè, French, ti ho detto solo il dispiacere sempre di non aver visto proprio, mi avrebbe fatto piacere a quel punto vedere la scena di quando, proprio come lo A sto uccideva. punto, sì. Il resto così, forse solo il fight Butcher Patriota un paio di minutini in più per farmi giusto un'altra scazzottata solo per vedere ancora un po' più di sangue a quel punto perché era proprio il finale, lo gradivo, però Yui e Annie a posto, finale giusto. Latte materno, Marvin, con gli altri, la famiglia, tutto a posto, Kimiko, realizzato, tutto a No, posto. quindi vanno bene i finali Butcher così. e Patriota, fine giusta, complimenti a tutti e due gli attori per aver carriato la serie praticamente. Andiamo da domani, mi informo un attimino e cerco di capire il parere di internet su perché ecco a questo punto è stata non è una vero. puntata di merda. Puntata di merda, no. Posso dirti però, alla fine, in toto è una bella puntata, sì. Secondo me è un finale giusto, però è poco per salvare Allora, una stagione intera. ti dico la mia che è proprio ecco il Prego. parere in generale come hai fatto tu, sia sul singolo che sull'insieme di stagione, che Vai. sull'insieme proprio di The Boys. The Boys in Sì. generale. Allora, il problema di quest'ultima stagione è uno soltanto, secondo me, l'uso del minutaggio e delle scene che hanno messo su. Sono pienamente d'accordo. Così come ti stavo provando a fare l'esempio prima, Dimmi. se ci pensi ad esempio la questione di Abisso, Mhm. la cosa grossa che ha fatto, che ha provocato la sua giusta morte in mare, il fatto che ha rotto l'acquedotto fuori, Sì. eccetera, eccetera, se ci pensi è stata raccontata per lo più off screen. Sì. Cioè la scena dove lui va lì, rompe l'acquedotto, Me la sarei pure vista a quel punto. a questo punto con gli effetti speciali, per quanto state investendo su sta serie, avere meno scene di dialogo che non hanno portato a niente nella trama complessiva dell'ultima stagione, sarebbe stato pure fare una scenetta del genere, 10 minuti, per far Forse un po' vedere come troppo. accadeva quella cosa. No, Su un'ora di puntata, lo zio. no, 10 minuti intendo, durata puntata un'ora, 10 minuti distribuiti, mini scene di 2-3 minuti che ti portavano avanti quella storyline facendoti vedere un paio di minuti prima che andava, come andava, e già i pesci che guardavano iniziavano un attimino a fare, ecco, vari collegamenti per collegare meglio le varie cose che sono accadute nelle puntate, perché il problema di sta stagione è aver puntato e pompato troppo in quelle precedenti tra serie interne e serie esterne, metti la questione di Genbu, poi arriva all'ultima stagione dove si conclude tutto, ti sparo i fuochi d'artificio, ragazzi, questo è il finale di tutto qua, mo succede quello che aspettate, questa è la mega, questa è la bomba di Maradona, esplode, fa una botta non indifferente, l'accendi, puff, sì, ha fatta a bot, però no, no. Bastava modificare solo in alcuni punti di trama, partendo dalla prima puntata, e metterci qualche scena in più, e gli sceneggiatori potevano scrivere benissimamente altro, per pompare un pochettino di meno, ma dare qualche cosa di un pochettino diverso. Bastava un minimo in ogni puntata sequenziale portandola avanti e ti toglievi quella puzza da sotto il naso di è l'ultima stagione, arriviamo a un punto che Patriota muore e via. Stop. Sì, Tanto lo sapevamo tutti che il punto era quello, già, sì, dovevamo arrivare era o quello, comunque a una cosa simile. era quello là. Sì. Nell'insieme di The Boys è una bella Una bella serie. serie, assolutamente sì. Tra qualche anno è capace che me la rivedrò come faccio con Va. le serie che mi prendono in un certo modo. È un finale, quindi non piacerà mai a nessuno e c'è casino, cose varie. Non è un accontentarsi, pure per come dicevamo prima con quello e la fai troppo facile, non è farla troppo facile sulle cose o il non lamentarsi, anzi è l'opposto. Abbiamo le prove, viste anche in live, di altre opere fatte con lo stesso modo in cui usiamo questo, cioè un servizio di streaming online. Questo è guardabile, questo te lo riguardi con piacere, Sì. nonostante i problemi che ha avuto l'ultima stagione, anche le altre, che il prodotto perfetto potrà mai uscire. Non puoi mai fare una cosa che accontenta tutti. Però questo te lo guardi con piacere. Noi pure qui abbiamo visto opere che erano inguardabili e sono tuttora inguardabili e che si salvano per gli ultimi 10 minuti, che appare un altro personaggio che
non è neanche il personaggio principale della serie. Sì, Sacha Baron Cohen torna come da un'altra parte. Torna, per piacere, torna. Ci sono anche state notizie in merito, parentesi. Quindi, così, sì, finito, chiuso, noi dovremmo pensare, ok, questa è la fine di tutto, non dovremmo saperne più niente, ma come abbiamo detto pure prima, Gianmarco The Boys continua. No, l'universo sì, questo L'universo continua e da un mi ha spinto lato, anche un anime a un certo punto, allora, tranquillamente. Gianmarco, il punto qual è? The Boys è nato dai fumetti. Sì. Si è preso l'incipit e poi pian piano si sono andate a modificare le cose. Ora, per non scontentare chi era un appassionato del fumetto e tante altre cose, scrivere sta serie non è stato comunque facile. Prendere spunto portando qualcosa di nuovo, sia per chi l'ha letto, sia per chi non conosce, e far arrivare tutto allo stesso punto, che era questo qua, la morte di Patriota. Continuare il mondo a sto punto dà agli sceneggiatori una libertà di movimento ancora più grossa, e che non sono legati più al personaggio ai personaggi dei fumetti. Fa quello che vuoi, tutti gli spin-off che vuoi. Puoi anche mettere una nuova minaccia per l'umanità globale, un nuovo super, va benissimo, però c'hanno carta bianca, possono scrivere per bene con questo mood nuove storie, ma ne possono fare quanti cazzo gli pare e piace. Fatti bene, non avete più certi limiti. Oh, yeah. Piacevole, ti metti là, fai una stagione ogni tanto, 8 puntate. Mo che esce lo spin-off, vediamo com'è. Anche che quello sono molto curioso, dato che c'è mio fratello. Poi, così chiudiamo, stacchiamo la live, anche perché dobbiamo chiamare un attimo il Peppino. A questo punto, facciamo anche questo annuncio in live, caso mai qualcuno si recupera la live e vuole fare una clip e vuole farla girare. Pensiamo un attimo. Patriota è morto. Sì. Cortesemente, tutte le varie case di produzione, sono incluse chi detiene i diritti per Resident Evil. Ora, valutate. Tony Stark è un ottimo attore. Molto bravo. Anthony, se capiti a Napoli, noi siamo qua, una foto insieme ce la faremo con immenso piacere. Prendo, va bene tutto. Visto che lui è libero, contattatelo per fare questo. Fateci questa cortesia, questa cosa, questo bene, ecco, per l'umanità. Un po' come in Deadpool quando appare quella versione di Wolverine e te dici perfetto. The Wolverine. Anthony, tu sei Wesker, fai un film dove fai una serie su Netflix, organizzata una serie pure con i no, allora devo fare una battuta, ma sembrerà un razzista proprio. Potete fare una serie su Resident Evil rispettando le corrette tonalità di colore ed etnie dei vari personaggi da cui prendete spunto e che sono apparsi nei videogiochi già da tanti anni, cortesemente? Grazie. Per l'amor di Dio. Gianmarco gli ho fatto anche vedere qualche scena. Non ricordo il nome dell'attore, che è un grandissimo attore, difatti era presente anche in Fringe e in altre serie che ho visto. Va bene fargli fare Wesker, però nell'insieme no. World Door. Esatto, non è lui, non è lui. Fate fare a Anthony Starr Wesker. C'ha pure il mod, il tono, c'ha tutto. Qua è proprio tutto, qua. Mi metti quei cazzo di occhialetti, è lui, assolutamente lui. Allora, noi adesso stacchiamo, domani sera... No, in toto, t'ho detto, ho visto internet estremamente incazzato, sia canali italiani che canali stranieri. Sinceramente, come al solito e come cerco sempre di portare insieme a te con tutte le altre cose che stiamo facendo, ma da qui a dire fa schifo, cioè una merda totale. Per me non lo è. Poi, se c'è chi ne capisce di più, si poteva fare di più, assolutamente sì. Si doveva, dato che era l'ultimo. E si doveva fare di più, visto che era un finale, eccetera, eccetera. Non è un lamentarsi, non è un accontentarsi. Prendiamolo per quello che è un bel finale. Ci sta, è corretto. Tanto che ci piaccia oppure no, questo ormai è. Come punto, non possiamo farci niente. Come per Stranger Things.
Poi se qualcuno Oh. in ascolto, qualcuno che recupererà ste mie parole, le parole di Gianmarco da qui a 8 anni, se avete a disposizione in tasca 20-30 milioni di dollari, contattate chi produce, in questo caso contattate Amazon, bussate al citofono, dite ho 20 milioni di dollari, possiamo fare una puntata finale nuova scritta in questo modo? Vedete se vi fanno passare la cosa. Magari vi dicono di sì. Mo che ci piace oppure no, Comunque Gianmarco è è questa e non ci possiamo fare niente. No, io in toto sono rimasto abbastanza soddisfatto. Non è bellissima da qua, domani mattina me la Ci rivedo. ripenso, no, purtroppo no. Non tra una settimana, però tra qualche mese, tra qualche anno, ti fai il bel rewatchone di tutto The Boys senza pause tra una stagione e l'altro. Uno se lo ricorda pure per bene. Quindi dai, come voto totale e complessivo, progetto The Boys, centrale, senza spin-off e cose varie, io gli do un 8,5. Io sono per 8. Ok. 8 in totale. Per tutto quello che è solo The Boys, Sì, senza tutte le Gen V. stagioni uscite, Gen V, a parte la serie, le 5 stagioni di The Boys. A me fino alla terza, già la quarta è stata un po' così e così, però in generale è una serie che mi riguarderei e in generale mi è piaciuta, quindi per me l'8 ci sta. sono gusti, ma quello giustamente sono gusti. A nessuno ecco può piacere No. in un certo modo e così, ed è assolutamente giusto. Credo sia anche giusto andare un pochettino contro tutto quel finale di è una merda per motivo X, per motivo Y. No, le serie o i prodotti che sono una merda proprio. Li abbiamo visti sempre per quelli che sono i nostri gusti. Ci sono altri titoli, altre cose in giro che prima o poi vedremo. Però da qui a lamentarsi in un certo modo di questa puntata, di questa stagione, andando a criticare tutto quello che è stato il percorso di The Boys, no, è un pochino esagerato. Moderiamo un attimino i diamoci tutti quanti una calmata, ragazzi, fermi tutti. Ho detto, per me ci sta, sono rimasto soddisfatto abbastanza in generale alla fine. Sì, ti ho detto. Hanno gestito male il tempo e più che altro, in realtà forse questa cosa andrebbe detta, che qua il signor Harry Creep, come si chiama? Harry Crispis aveva detto una cosa, ovvero quando uscì Generation V non vogliamo costringere la gente a vedere anche gli spin-off se vuole godersi la serie. Assolutamente. Poi però siamo arrivati all'ultima stagione, ogni troppo scivano chi sticca, tu allora potresti, ma io chi sei se non l'ho vista, perché esci? A che punto tu mi stai un po' dicendo allora guarda, non è sempre per fare da pacere, mettiamola così. No, allora mettiamoci pure nei panni di sta persona e di chi ha curato il progetto. Ecco, qui c'era un capoccia e poi c'erano i vari reparti che facevano tutto. Credo che portare avanti un progetto globale, perché è una serie che vede tutto il mondo, questa, organizzare tutto e cercare di fare tutto in un certo modo, tra pressioni dei media, pressione degli azionisti e quant'altro, diciamo, mettiamola così, qualche cazzata col senno di poi, con fatti che poi dimostrano che è stata detta una cosa e poi non è stata fatta, ci deve stare. No, vabbè, è un classico, sì, per carità che di tu Dio. prima devi spingere per un nuovo prodotto e che giustamente su Gen V devi spingere in un certo modo. Hai creato quei personaggi, sono anche piaciuti, è piaciuto il modo in cui hai trattato questo mondo in serie esterne, va bene. C'avevi personaggi col concetto detto prima del minutaggio errato, potevi fare sceneggiature diverse sul far fare a questi personaggi un ruolo più importante al giusto compenso, offrendogli di più, che non sappiamo se ci sono stati problemi. È una di quelle cose che noi non sapremo mai. Noi non ci siamo quando hanno fatto la riunione. Ehi, tu hai fatto Gen V, allora fate boys, ti diamo 10 euro. Che le dici? Ma io per 10 euro a fallare? No, Gianmarco, no. Quindi gli attori devono essere pagati giusto, gli sceneggiatori devono scrivere in un certo modo, fai che il tempo in scena valga sia nel complesso dell'opera sia della stagione, facevi girare di un minimo per ogni puntata, bastava aggiustare 15 minuti di tutto quello che succedeva, le puntate successive potevano andare diversamente. Bastava un minimo in ogni puntata.
però la si riguarda con piacere. Ma una serie che sicuramente T'ho mi detto chiederà un lo 8 e sfizio di rivedere. mezzo, glielo do davvero con piacere. No, ho detto me l'otto è pulito, in toto ci sta. Speriamo nei nuovi prodotti e che vengano annunciati e gestiti in un certo modo. Ma aspetta, solo questo. Secondo me Vote Rising ci stupirà, anche perché c'è Soldatone. No, ma t'ho detto, lì c'hanno libertà di scrivere tutto. Quindi Ah, là sarà, mi sento che sarà una di quelle serie dove dirò, oh, ma quando esce la prossima puntata, perché secondo me mi azzeccherà malamente con il tono Soldatone. l'hai azzeccato, il contesto moderno con dei supereroi che non si comportano bene, lo stai rendendo nudo e crudo in un certo modo e in maniera anche abbastanza divertente. Anzi, ma dovremmo andare anche in una situazione peggiore, dato che siamo nel passato, all'inizio dei Sì, super, quindi ci saranno puoi cose pesanti. inventare nuovi super che non ci sono mai stati nel fumetto, gli puoi inventare storie, backstory, collaborazione, tradimenti, cattivi, Wow, puoi fare di tutto. ha voglia. Ci sono infinite possibilità adesso, ma solo gestito il Aspettiamo. tutto per bene. Ragazzi, allora nel frattempo, buonanotte, ci vediamo domani sera con Lego Batman. Se riusciamo a giocarci, poi Si vediamo un spera. attimino. Noi le intenzioni ce le abbiamo, Noi iniziamo a vedere se funziona e va tutto bene. poi vediamo un Poi vediamo. attimino come va. Nel frattempo, buonanotte e a domani. Buonanotte.